Dalla promozione del Cagliari in Serie A alla semifinale scudetto della Dinamo, dalla conquista della Supercoppa italiana di pallamano da parte della Raymond Ego Sassari, alla vittoria della Mara Badminton all'European Club Championship e del tennis tavolo Quattro Mori nella Europe Cup femminile, fino ai successi di Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Dalia Caddari nell'atletica, di Francesca Zucca nel nuoto, dei tanti atleti isolani ai campionati italiani assoluti di pesistica e di Matteo Lecca nel pugilato. Un 2023 da incorniciare per lo sport sardo, difficile da riassumere in pochi minuti anche per il presidente regionale del CONI Bruno Perra, che in conferenza stampa, tracciando un bilancio dell'annata che si avvia alla conclusione, non può che ritenersi soddisfatto per quanto avvenuto in questi 365 giorni, non solo in termini di risultati ottenuti, che confermano la Sardegna terra di campioni, ma anche delle tante manifestazioni sportive che la regione ha ospitato e che hanno dato all'isola l'opportunità di essere al centro del mondo. È stato un anno meraviglioso perché obiettivamente abbiamo ottenuto dei risultati straordinari in quasi tutte le discipline, sia le discipline di squadra sia quelle individuali. Io credo che ci sia stato un grande lavoro e quindi merito delle federazioni, delle associazioni che con grande sacrificio sono riusciti a fare un'attività eccezionale e ottenere dei risultati straordinari. Diffondere lo sport tra i giovani a partire dalle scuole, migliorare l'impiantistica, fattore fondamentale per una società che vuole crescere. Tanti gli obiettivi per il 2024, un anno speciale. Le Olimpiadi di Parigi sono infatti alle porte. Un appuntamento a cui lo sport sardo si prepara con tanta determinazione e ambizione. Mi auguro che la delegazione degli atleti sardi sia almeno come quella delle Olimpiadi di Tokyo, quindi il numero che è stato il record che abbiamo ottenuto. E poi, chiaro, mi auguro che i nostri atleti ottengano dei risultati favolosi, che quindi possano arrivare a qualche medaglia.